Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video vi invito a lasciare un bel like, l'iscrizione al canale attivando la campanellina per restare sempre aggiornato con i video di Napoli e condividete il video con i vostri amici ed i vostri parenti. La vedete questa tuta qui? Il Napoli ce l'aveva quando c'era un certo signor Sarri sulla panchina. C'era una squadra con i coglioni, una squadra con dei giocatori che attualmente non ce l'ha il Napoli. E io sento dire che il Napoli attuale ha giocatori più forti di quel Napoli di Sarri. Hamsik, Alan, Jorginho, Albiol, Koulibaly centrali, un certo Higuain, un certo Mertens, un certo Callejon. Hamsik che nonostante fosse centrocampista arrivava in doppia cifra. Higuain 36 gol. Poi è andato via Higuain, Mertens prima punta ha fatto almeno 20-25 gol. Oggi con chi ci ritroviamo? Con Petagna, con Mertens che ha 33 anni, con Osimhen, è un centrocampista che non è capace di arrivare in doppia cifra. Basta vedere i nomi, ragazzi, a centrocampo che abbiamo. Lobotka in panchina, Elmas in panchina, Fabian Ruiz, Bakayoko che non sa nemmeno cos'è il calcio insieme allo Lobotka, perché tutte e due non sanno che cos'è giocare a pallone, uno peggio dell'altro. Uno che quando lo metti titolare, Bakayoko, sto parlando di Bakayoko, titolare, si va a fare passeggiata sul lungomare di Margellina. Lobotka capebomba, quando entra sembra spaesato, dice ma dove stiamo qua? Non sa nemmeno cosa significa un campo da calcio. E il Mas non ne parliamo proprio, viene da Macedonia. E vattene da frutta da moto, vero, voglio. I terzini mediocri di Lorenzo e Isai che non sono all'altezza, ragazzi, per giocare in questo Napoli. Maksimovic pagato 28 milioni dal Torino. E quando è che se ne va da voto? Ma l'avete visto come ha giocato oggi? Ma l'avete visto o no? L'unico che si salva è Koulibaly in questa partita. È l'unico in fase difensiva. E poi l'unico centrocampista che ha giocato bene sta partita, che fai che tu me lo togli? Che fai che tu me lo togli? E mi tieno morto vivente in campo. Mi tieno due spaventapasseri in mezzo al campo. A Bagaglio come tiene? E mi levi a Demme che aveva fatto una grande partita tutto il primo tempo. Era quello che gestiva il centrocampo, quello che dava velocità al centrocampo, quello che dava equilibrio in fase difensiva. Faceva la doppia fase e mi tiene a Bakayoko. Che poi i due gol del Verona sono colpo suoi. Mannaggia Marosca, mannaggia. Mannaggia Marosca, mannaggia. Vorreste tenere a Bakayoko. A capa sua vorreste tenere, a capa sua. Oppure la capatoia, mamma mia che tu non ci hai capito niente, non ci hai capito. Sta partita abbiamo perso anche per colpa tua, perché il primo tempo Napoli, diciamo i 20 minuti abbiamo fatto bene, abbiamo segnato, ma anche Lozano fa gol, però poi dopo si cagano poco in mano, invece non azzarda più di quello. Quando nel primo tempo magari aveva quel coraggio di saltare la difesa, invece no, tirava senza saltare l'uomo. Mannaggia la miseria, mannaggia. Diciamo che Silvestro ha fatto le sue parate, ma lui, voglio, a Cazzim ci manca a Cazzim, Insigne, Mertens che fu passaggio, fa l'assist poverone, Osimhen tocca un pallone, Petagna fa 3 spunte in tutta la partita, Bakayoko fa 2 errori che ci costano 2 gol, 2 errori fa il tuo pupillo, è forte. È forte Bakayoko, è forte. Ma perché il Monaco e il Milan l'hanno dato via? Perché è forte, Bakayoko. È scemo come a lui si vanno a cattare. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ma dove andiamo quando c'hai solo Demme a centrocampo? Poi ti ritrovi con Lobotka, con Elmas, con Bakayoko e Fabian Ruiz. Ma dove vuoi andare? Dove vuoi andare? In Champions League, quando c'è l'Atalanta che gioca così, in Champions League vuoi andare? Se vai in Europa League è già tanto, visto il Verona e Sassuolo come giocano meglio di noi Verona e Sassuolo. Ciamma mette scuorn, giocano meglio di noi. Vuoi vincere l'Europa League? Non facciamo dire, non vinciamo niente quest'anno. Siamo obiettivi, il Napoli non vince un cazzo, non vinciamo niente. Niente, perché ci meritiamo questo, di vincere, niente. Complimenti a Verona che nel primo tempo ha pareggiato e poi nel secondo tempo con Barak e Zaccagni ha vinto la partita. Meritata,
perché non ci ha fatto capire niente nel secondo tempo. Quando noi dovevamo vincere la partita, noi dovevamo fare la partita, il Verona nel secondo tempo non ci ha fatto capire niente. Bakayoko non ci ha capito niente, i terzini non ci hanno capito niente. Non abbiamo capito un cazzo, niente, proprio niente, non abbiamo capito, hai capito Bakayoko, hai capito Bakayoko, hai capito Bakayoko. Ma va, fa bocca, va, non voglio dire più niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Cammarici, voglio, che dobbiamo dire? Il Verona ha meritato, voglio, perché ha giocato meglio di noi. Il centrocampo loro era meglio del nostro, Zaccagni, Barak hanno fatto un partitone, che poi sono trequartisti, sì. Ma se va a vedere il centrocampo, ora non mi ricordo i nomi del centrocampo del Verona, hanno fatto meglio di noi. Poi hanno messo Lovato dentro, Osimhen non ha toccato palla, non ha toccato palla. E che vogliamo paragonare questi giocatori a Higuain, a un certo Mertens quando ha preso il posto di Higuain? Stiamoci zitti, perché qua se il Napoli non fa qualche acquisto a centrocampo siamo messi male, ma stiamo inguaiati proprio. E buona serata a tutti, per dire buona serata da Napoliello 87 come sempre, forza Napolès.